Il SIC, lo Stabile di Innovazione Circense, è un centro di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo. Il SIC ha una sezione di ospitalità e una di produzione, ovvero produciamo opere di circo contemporaneo e ospitiamo anche spettacoli nazionali e internazionali. Il progetto si avvale di 3 diversi spazi: il Circo Il Grito, l'Arena SIC, che sono le strutture itineranti che ci permettono di diffondere la nostra idea di circo contemporaneo. Poi abbiamo il meraviglioso Teatro Feronia di San Severino Marche, dove oltre a produrre le nostre opere proponiamo una rassegna internazionale del circo contemporaneo. E poi ci troviamo qui in Spazio Agreste, che è un spazio di ispirazione per residenze artistiche multidisciplinari, con un spazio esterno, un spazio interno e in eventualità con montaggio dello chapiteau, ospitando compagnie di più volume. Per me è stata una grande emozione quando gli amici del Grito ci hanno proposto una collaborazione per il circo contemporaneo. La città di San Severino ha risposto in modo entusiastico e il pubblico ci ha seguito. Il circo contemporaneo, un genere così famoso e praticato nel mondo, in Italia non è molto conosciuto. Noi stiamo scoprendo piano piano, grazie al progetto del SIC, che il circo contemporaneo è un mondo che si declina in tantissime modalità diverse e piano piano le stiamo scoprendo. E le stiamo scoprendo dentro il Teatro Feronia, un monumento nazionale che proprio quest'anno compie 200 anni dalla redazione del progetto. Ecco, questi sono i 2 spazi che rendono possibile la magia di trasformare un luogo, in questo caso un bellissimo parco, ma hanno la forza di trasformare anche un parcheggio di periferia in un luogo di incontro, un luogo di comunità. Oltre al Ministero e alla Regione, tutto questo è possibile grazie a una serie di partenariati, di collaborazioni, che con quegli altri dispositivi che sono affini poeticamente per passione, che credono che questo nuovo linguaggio meriti uno spazio nel panorama culturale italiano ed europeo. Con la speranza di aver suscitato una curiosità, speriamo ci vediamo presto.